Siamo qui a Nule per la 14ª edizione della manifestazione Nule Ida del Mano Bonasa, un percorso tra tradizione, cultura e gastronomia. Seguitemi! Terra mia, festas de Canula, Campidano en Baronia. Oh, domo mia, tu es el via, che una stella in custo che lu, meravigliosa. Siamo a Nule alla 14ª edizione di Nule Ida del Mano Bonasa. Siamo qua con Giuseppe Manca. Giuseppe, ci fai una breve descrizione dei vostri abiti meravigliosi? Certo, allora ho voluto presentare il nostro costume a Nule. Noi abbiamo due tipologie di costume, Sugurittu e Giuzzipone. Sugurittu a Nule è il costume più antico, a differenza del Giuzzipone. Sugurittu è differenziato dai due fazzoletti di azzola e su mucadore fronzato, e invece Giuzzipone da un solo fazzoletto che si chiama sumucadore. Poi è differenziato anche da buttonera, che possono essere 6, 7, 8 e dipende tutto dal ceto sociale della donna. La differenza tra questi due costumi è saranda e Giuzzipone, che è fatta in uncinetto ma arricchita con perline. Invece in Sadrinza abbiamo una parte più plissettata che tiene insieme a su in busto la schiena dritta e porta avanti il seno della donna. Come possiamo notare nella camicia de Sugurittu abbiamo le maniche larghe che si chiamano sarbuffas. Poi come segno di fertilità nella camicia si portano i bottoni. A Nule il costume non è stato mai ricco, quindi preferiamo portare bottoni e spille, e poi per le processioni usiamo il rosario. Poi per ultima cosa, noi nel nostro paese il nostro costume in poche parole si contraddistingue anche dai tessuti, dal terziopelo, che è il costume più ricco, e dal broccato, che possiamo notare qui. E siamo qua col sindaco di Nule, Giuseppe Mellino. Giuseppe, siamo arrivati alla 14ª edizione. Parlaci un po' di questa manifestazione, le difficoltà per organizzarla. Questa, hai detto bene, è la 14ª edizione. Non nascondo che per organizzare una manifestazione del genere comunque servono, oltre che risorse economiche importanti, anche umane. Questa manifestazione è nata per valorizzare quelli che sono i nostri prodotti peculiari, dai nostri formaggi e soprattutto i nostri tappeti, che sono il prodotto principe, senza tralasciare gli altri prodotti quali pellami, le innovazioni che oggi possiamo osservare all'interno dei nostri apposentos, che sono gli stand che le nostre attente paesane, i nostri attenti paesani hanno predisposto. Siamo contenti del risultato ottenuto negli anni passati, perché piano piano questa manifestazione è stata promossa sempre di più e quindi sta catalizzando l'attenzione di visitatori che provengono da tutte le parti della Sardegna e non solo. Questo ci fa, oltre che piacere, ci rende anche onore e soprattutto ci gratifica del grande lavoro che c'è dietro l'organizzazione di una manifestazione come questa. Continuiamo il nostro viaggio a Nule col signor Eugenio Bitti, bravissimo falegname. Signor Eugenio, da quando questa passione, anzi questo lavoro direi? Abbiamo iniziato questo lavoro da 10 anni fa, però facciamo i falegnami da una vita. I disegni interamente fatti a mano? È una fantasia un po' strana.
C'è un motivo particolare o è proprio il suo stile? No, no, è uno stile che è creato dal tappeto, diciamo, dai, e io abbino il legno al tappeto. Naturalmente questi tavoli vengono completati da un complemento molto particolare che sono i meravigliosi tappeti di nule. Ecco qua una bravissima ricamatrice, la signora Bitti. Prego signora, come mai l'idea di abbinare il legno al tappeto? Quest'idea a me mi è venuta dopo. Noi avevamo un'attività prima avevamo un'attività di abbigliamento, di vendita di abbigliamento. Quando ho smesso, allora mi è venuta l'idea perché ci sono stati regalati questi fili di seta, di viscose speciali da uno stilista che lavorava con mia cognata giapponese che sta a Roma. Mi sono stati regalati, quindi io un giorno mi è venuta questa idea e allora ho fatto questi pezzi di tappetini. Così è stato ispirato mio fratello di inserirli nei mobili d'arte, perché lui è un vero artista. Cioè il mio è una piccola parte, però tutta assieme diventa una cosa Meravigliosa. Chiunque voglia un complemento d'arredo particolare venga a Nule dall'azienda Bitti. è lui però l'azienda, io ci sono e non ci sono. Io la faccio per mio fratello perché ci vogliamo solo bene. Perché È l'amore che regna a Nule, l'amore della famiglia Bitti di Nule. E continuiamo il nostro viaggio a Nule per la manifestazione Nule Ida del Mano Bonas e ci troviamo in una delle pasticcerie più rinomate, la pasticceria Coco. Siamo in compagnia di Tonia. Tonia, parlaci un po' di voi. Allora, la nostra pasticceria è nata nel 1997 con un'esperienza di più di 20 anni. Abbiamo iniziato a fare dei dolci e i nostri dolci più tipici sono i papassini neri, abbiamo anche i papassini bianchi, i biscotti soffici che in zona non si trovano quasi, cioè i nostri sono i più rinomati, diciamo. Facciamo vedere questi dolci meravigliosi di alta pasticceria. Che sono stati fatti per la festa della mamma. Si somigliano molto a dei plum cake, ovviamente artigianali, fatti con dei prodotti di ottima qualità e anche le decorazioni fanno molto. Siamo qui alla corte numero 14 con Giuseppe De Sena, produttore del famoso formaggio di Nule. Giuseppe, parlaci un po' della tua azienda. La mia azienda è situata in località Lughei, sull'altipiano andando verso Bitti, al confine tra Nule e Bitti. Cosa produci nella tua azienda? Che tipologia di formaggio? Il pecorino di Nule e facciamo anche un po' di perette ogni tanto. Sugasizzono di Nule. Che Sugasizzono. sarebbe questo. E questo è il pecorino. Ci troviamo adesso con l'assessore alla cultura, la signorina Miriam Manca. Miriam, quali sono le specialità di Nule? Le peculiarità quali sono? Allora, Nule è un piccolo paese di quasi 1400 abitanti, ma che comunque possiamo far vedere e mostrare tante cose. Siamo famosissimi per i tappeti, che uno ovviamente che viene dall'esterno può venire a visitare e vedere appunto la lavorazione particolare che abbiamo. Siamo anche famosi per i buoni formaggi che produciamo. E allora Miriam, che dire? Vi aspettiamo numerosi per visitare questa piccola realtà, ma che vi offre tanto. E siamo qua con Zio Pedro, Ecco, esatto. capo dei Barancelli di Nule, nonché cantadores, giusto? Cantatore così Appassionato, paesano, appassionato. più che Allora, altro. Signor Pietro, ci parli di questa manifestazione, giunta alla 14ª edizione ormai. Sì, questa manifestazione so dire che è partita 14 anni fa, quasi per gioco, una cosa per riuscire a far vedere le tradizioni di questo bel paese, le tradizioni
antiche, prima di tutto parliamo della lana, perché dei tappeti di nule, ma prima non si usava solo per fare i tappeti, oggi li usano per arredare la casa, anche per bellezza. Prima si usavano per fare anche le bisacce di campagna, esatto, le calze, i maglioni, sempre era con un questa bene primario, era un bene primario. È un bene primario, sì. Oggi purtroppo siamo arrivati anche alla tradizione di diverse cose, di diverse esposizioni, molto più ricche e molto più affascinanti, diciamo. Di altro posso dire non solo i tappeti, ma c'è anche la produzione pastorizia. Formaggi, abbiamo dei formaggi di pecore, di ovini, di mucche soscasizoloso, abbiamo le denominazioni alimentari di seadas, casadinas, sempre apprezzati, diciamo, dal pubblico. E man mano stiamo vedendo che diventa una cosa più importante per i visitatori. Man mano che va avanti cresce. Man mano che va avanti cresce naturale. E crescono anche il numero di presenze. Certo. Oggi abbiamo tantissima gente. Sì, siamo contenti. Purtroppo il tempo, venendo a questa parte, non ci permette di fare più di quanto sappiamo fare. Pazzerello, però di altro dobbiamo essere contenti di fare questa cosa. Grazie zio Pedro, continui Prego. la sua cantata e ci vediamo dopo. Ok. Oh, vai querer volare, vedi bella mostrare, vedi veni bella mostrare, papà che mi do d'amore, papà che mi do d'amore. Qui alla Cortes numero 27 in compagnia di Giuseppe. Vieni Giuseppe. Sadomo e Sutrapperi. Come mai questo nome, Giuseppe? Questo nome è il nome antico di Nule. Prima il sarto a Nule veniva chiamato Sutrapperi. Questa passione mi è nata da piccolo, da quando andavo da una signora che lei faceva i costumi, e ho voluto intraprendere questa strada. Ci ho messo un po' troppo a capirla, però alla fine ci sono riuscito. Oggi ho voluto allestire una bottega sartoriale perché il mio obiettivo è fare il sarto da uomo, soprattutto di abiti e roba del genere. Io studio ancora a Nuoro, all'Istituto in Moda e Immagini di Nuoro, diretta da Giuseppe Pino, e oggi ho voluto allestire questo stand con gli arredi dei B&B Arredamenti di Nule. Maria Giovanna Manca, bravissima, con le mani d'oro. Raccontaci un attimino della tua attività. Io faccio questo lavoro già da un po', all'incirca 5 anni. È una passione che mi è stata tramandata da mia madre e sono fiduciosa nel fatto che anche le altre ragazze giovani come me portino avanti questo lavoro, perché è un bellissimo lavoro, è una bellissima tradizione. Comunque Nule va avanti su questo, perché quello che ha di speciale Nule è anche questo. E poi Maria Giovanna, Nule Ida del Mano Bonas, giusto? Sì. Fammi vedere allora questi tappeti meravigliosi, come li fate? Noi lavoriamo sul telaio verticale, come strumenti usiamo sapetenedda e susazu. Susazu serve per abbassare un po' la trama e sapetenedda per scendere giù con la trama e quindi creare anche il disegno. E grazie a questo bellissimo strumento antico noi portiamo a termine il nostro lavoro e viene fuori il tappeto di Nule. Un tappeto meraviglioso, unico al mondo, sì, direi, giusto? Il gruppo nasce nel 1976 e da allora c'è stato un ricambio generazionale. Il nostro viaggio a Nule all'aposento numero 21, la bottega delle idee. Venite con noi. Salve Daniela, come va?
Ciao. Allora Daniela, cosa create qua? Vediamo delle cose veramente meravigliose. Sì, noi qua creiamo lavorazioni artistiche comunque artigianali, come sono i nostri gioielli, la creazione di quest'anno, sono loro Meddos, poi i nostri cuscini con la riproduzione del tappetto di nule con tessuto e poi creiamo sarbertuleggans, comunque creazioni tessili. Quando in pizzinia sa chitarra de capizza e so scanto de zizi e pazzola, ascolta ia, canto da pintesu mia, quando in logo d'oro stillo de su coro ballos, da esaoghe de Maria. Canto da pintesu mia, quando di aisa cavalcata in processione, sos costume de so sardoso, con tiu barore, so scadito de Sayara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa gente tua, e spiegata messa tutta, quando viero da chiamato, mere manna, mere mea. Noi siamo qua in giro ancora per documentare questa 14ª edizione, sono intanto in compagnia dell'assessore, assessore, buon pomeriggio, intanto complimenti per questa 14ª edizione. Raccontiamo questo evento, insomma, descriviamolo, come nasce, perché insomma oggi ci sono tutti questi gruppi di bambini. Allora, quest'anno abbiamo voluto puntare e dare spazio ai bambini proprio perché crediamo che i bambini siano il futuro delle nostre realtà e crediamo anche che i bambini debbano appunto apprendere saperi, devono saper anche tramandare queste tradizioni che per noi sono, diciamo, la base di questo nostro paese. Ecco. Noi le nostre telecamere hanno documentato questa sfilata molto graziosa, cioè realizzata con questi bambini. Abbiamo visto costumi di Sennori, abbiamo visto i mammutones di Samugheo, abbiamo visto i turbos di Orotelli. Insomma, abbiamo dato spazio appunto a questi bambini. Poi abbiamo creato anche, infatti, ieri qua sempre in piazza abbiamo creato un'infiorata proprio con il tema dei bambini, proprio perché appunto abbiamo voluto dare molto spazio, insomma, ai bambini. Ecco. Grazie Assessore. Ricordiamo il nome dell'evento. Nule Idda e Manor Bonas. Allora, Nule, Idda, Manos Bonas. Imparerò prima o poi. Grazie Assessore. Grazie. Noi continuiamo a documentare questo pomeriggio qui da Nule e ci vediamo magari più tardi. Facciamogli un grande applauso a questi bambini. Papà dentro e severa sa più bella, fa che valare un'istella alla lumare ancora sa vita mia, meravigliosa mia sposa, frisca e forza de rosa, tanta bellezza bada intro a te. E serra soio sfinzas tue e mori pari a mie, a posu goro frittu chi come pare mie. Sono in compagnia di uno dei protagonisti, Roberto. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Raccontiamo questa 14ª edizione. Guarda, è stata una mattinata intensa e un pomeriggio veramente importante all'insegna del folklore, del divertimento, e vedere i bambini in sfilata è bellissimo perché bisogna dare lo spazio anche a loro in modo che loro possano mantenere alte e vive le nostre tradizioni.
lucentes sun che fontana pescat in sardiesca entes Giuseppe di a carrere tornare a Pizzinia su petto sa ferrere a vento se traschia. Sa ballarena un sospesi in saera che una calarena ma su entulizera balla che in Franzischetta zio Giuseppe spanta i saeste una pisetta e su in soso tanta. Sardomos de pedra Azzara, calamidad de confusos pintores trazar dar novedad protegidos fiores Azzara, son repellar de esos mal suertados, lúguida que estella in che vos annidados. Questo appuntamento qua a Nula è giunto praticamente al termine. Una manifestazione molto bella, curata nei particolari. Che dire, vi aspettiamo l'anno prossimo per la 15ª edizione con queste meraviglie, guardate. Con questi bambini un ringraziamento particolare va a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco Giuseppe Mellino e a tutti gli abitanti di Nule per l'ospitalità, perché veramente hanno aperto le porte di casa loro, quindi un paese meraviglioso. Condivido quello che ha detto Emanuela, ringrazio Cristian Luisi, ringrazio anche io da parte mia l'amministrazione comunale che ci ha veramente ospitato alla grande e noi vi diamo appuntamento al prossimo evento cercando di farvi conoscere quelle che sono i particolari del buon vivere in località che molto spesso non frequentiamo perché magari siamo un po' più distanti o più distratti. Allora ringraziamo ancora Nule, ringraziamo Emanuela, ringraziamo Solo Eventi, ringraziamo Cristian Luisi, ringraziamo l'amministrazione comunale di Nule e l'appuntamento con voi è riservato alla prossima volta. Grazie anche a Ivan Ghisu che ha corredato con noi tutta la parte tecnica. Grazie, buona serata.